amici di Directa Sport, buon pomeriggio dal Palacus di Cagliari, quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A2 femminile. Ceprini Orvieto contro Cus Cagliari, una sfida che vado a presentare in compagnia di Paolo Egidi, general manager della Ceprini Orvieto. Orvieto che arriva a questa partita con 5 vittorie nelle ultime 6 partite, nel campo della penultima in classifica. Immagino l'imperativo sia quello di vincere. In tutte le partite l'imperativo è quello di vincere. Noi non sottovalutiamo mai nessuno, perché il bello del basket è che non esiste mai una partita scontata. Noi veniamo per onorare lo sport, per giocare, fare una bella partita, se poi si vince è ancora meglio, insomma. Raccontiamo un po' quella che è stata la vostra stagione fino a questo momento. Terzo posto in classifica in coabitazione con Milano. Anche voi, come il Cus, arrivate dal torneo di Serie A1 con strade un po' diverse anche dal punto di vista societario negli ultimi mesi. Direi una stagione comunque positiva fino a questo momento. La nostra è stata una scelta societaria ben ponderata. Noi abbiamo raccolto la salvezza sul campo, però bisogna anche divertirsi in questo mondo e bisogna creare qualche cosa di nuovo. Abbiamo pensato di creare qualcosa di più innovativo, di scendere di una categoria, di sviluppare dei nuovi talenti, di lavorare con ragazze e per portare avanti le giocatrici italiane, perché io credo che il campionato di A2 in questo momento sia il campionato femminile più bello, perché abbiamo una straniera che dà valore aggiunto e le ragazze italiane che giocano. In Serie A1 se hai 3 straniere buone hai fatto la squadra, le ragazze italiane molto spesso sono delle comprimarie. Soprattutto quello che è bello in un torneo come l'A2 è potersi giocare tutte le partite. In A1, pur avendo raggiunto la salvezza, alla fine del campionato abbiamo raccolto 7 vittorie, anno bellissimo, 7 vittorie, 2 partite perse all'overtime, però non c'è quello spirito, quella competitività e il gioco, perché il gioco è in mano alle giocatrici di maggior talento. In A2 devi giocare tutte, la straniera è la ciliegina sopra, non è l'elemento che ti cambia la partita da sola. Allora Orvieto che veleggia nelle zone alte della classifica, però alla luce di questo progetto immagino non ci sia tutta questa pressione per ottenere il salto di categoria già quest'anno, si lavora più che altro per il futuro. Assolutamente sì, noi vogliamo andare, torneremo in Serie A1 quando avremo un gruppo di giocatrici italiane sviluppate da noi che ci consentiranno di poter fare un salto di qualità, perché se non lavoriamo le giocatrici italiane stanno finendo. Se noi andiamo a guardare, a me fa tristezza, anche se è una grandissima giocatrice, vedere che la miglior giocatrice italiana da 4 anni è Laura Macchi e non è una bambina, cioè non sviluppiamo più talenti. Allora bisogna lavorare, farle crescere in un campionato bello e competitivo come l'A2 per poi rifare il salto quando hai creato un qualche cosa di tuo dietro. Quest'oggi tornano in Sardegna 2 vecchie conoscenze del basket sardo, Giorgia Manfrè e Greta Brunelli. Una valutazione anche sulla loro stagione? Ma sono 2 ragazze splendide, sia come atlete che come persone. Giorgia credo che sia cresciuta anche ancora, è un atleta in evoluzione, probabilmente quest'anno sta dando ancora meglio, ma sicuramente ha grossi margini. Greta Brunelli credo che sia una delle migliori guardie che ci siano in circolazione in Italia, è una giocatrice che è una testa pensante, non è soltanto una realizzatrice ma anche una che aiuta la squadra a giocare, sa quando deve tirare, sa quando può far male. Sono 2 giocatrici che hanno dato veramente molto a questo quintetto e Giorgia è un'altra di quelle che sta crescendo partita dopo partita. C'è un aspetto del Cus Cagliari che temete maggiormente? Fino a questo momento la squadra di Sciascia ha dimostrato di avere grande orgoglio, soprattutto nel derby vinto su questo campo contro la Virtus. È chiaro che roster alla mano, insomma, le 2 squadre hanno una forza parecchio diversa, però insomma, nel basket non si sa mai. Io stimo tantissimo Federico Sciascia, per me è un ottimo allenatore e sta portando il suo credo in questa squadra. Federico è sempre un allenatore che ci ha sempre fatto faticare, per cui è sicuramente il valore aggiunto in questo momento. Non potendo modificare il roster, Federico ha portato un qualche cosa in più in questa squadra. Questi erano alcuni dei temi della partita, di tanti altri temi poi parleremo nel corso della telecronaca. Grazie mille a Paolo Egidi che ha presentato assieme a me questa partita. Allora noi ci prendiamo per il momento una piccola pausa, ma rimanete su directasport.it, tra poco la palla 2 di Cus Cagliari Ceprini Orvieto, quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A2 femminile di basket.
Amici di Diretta Sport, bentornati in diretta dal Palacus di Cagliari. Allora, quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A2 femminile. Cus Cagliari e Ceprini Orvieto sono già sul parquet agli ordini dei signori Cristina Mignogna di Milano e Michelle Bavera di Desio. Siamo già in grado di fornirvi i quintetti iniziali scelti dai rispettivi allenatori. Per il Cus ci sono Julita Bungaite, Federica Alesiani, Rachele Niola, Angela Dettori ed Elena Riccardi. Dall'altra parte invece per Orvieto scendono in campo con il numero 7 Mazionite, con il numero 20 c'è invece Greta Brunelli, con il numero 9 Bonasia, con il numero 17 c'è Giorgia Manfrè, vecchia conoscenza del basket sardo. Abbiamo avuto modo di parlarne nella copertina di presentazione dell'incontro con il dirigente della Ceprini Orvieto Paolo Egidi, e chiude lo starting 5 schierato da coach Massimo Ramano con il numero 12 Manzotti. Il pallone qui recuperato da parte di Alesiani, anche con una leggera trattenuta di maglia riesce comunque a servire dall'altra parte in zona offensiva. Rachele Niola ha creato lo spazio per l'arresto e tiro dall'angolo sbagliato però da Dettori, lotta a rimbalzo, riesce a tenere vivo il pallone Giorgia Manfredi. Dall'altra parte Manzotti avrebbe lo spazio per il tiro, decide invece di attaccare con calma Orvieto. Bonasia in possesso del pallone in angolo, Manzotti stavolta non si può esimere dal prendere il tiro da 3 punti e mandarlo a segno. Primo canestro della partita, confermato ora il tiro da 3 punti dal tavolo degli ufficiali di campo. 3-0 il punteggio per la Ceprini. Le ragazze allenate da Massimo Romano arrivano questa trasferta cagliaritana forti dei 24 punti in classifica, con un bilancio di 12 vittorie a 4 sconfitte in stagione, 5 le vittorie nelle ultime 6 giornate di campionato. La scorsa settimana vittoria importante con un rotondo più 15 in chiave playoff contro Costa Masnaga. 22 punti di Brunelli, in quella circostanza 17 invece per Mazionite. In precedenza era arrivato il KO per un solo punto sul campo della Scotti Empoli, invece seconda in classifica. Dall'altra parte il Cus è invece penultimo con 4 punti in graduatoria. Nell'ultima gara del girone d'andata ha vinto su questo campo, come ben ricorderanno i nostri ascoltatori, contro la Virtus Cagliari. Da quel momento in poi 3 sconfitte consecutive, la prima piuttosto dolorosa nel altro derby di Sardegna con la Mercede Alghero, poi 2 sconfitte ben più prevedibili al cospetto di Sanga Milano e Fassi Albino. Quest'oggi urge per la squadra allenata da Federico Sciascia far punti per continuare a lottare, a sperare nella salvezza. Il compito però è assolutamente ostico, vista la forza e la potenza di fuoco della Ceprini, che qui fa 0-2 dalla lunetta con Giorgia Manfredi. Il rimbalzo recuperato dalla formazione universitaria, che prova a imbastire una nuova azione d'attacco con Alesiani dal palleggio, accoppiata con Bonasia. Dall'altra parte Dettori, poi chiamata in causa Rachele Niola, che torna fuori dalle parti di Angela Dettori, presa in consegna con il numero 20 da Brunelli. Il pallone ancora per l'ex giocatrice della Virtus Cagliari, che riesce con questo arresto e tiro a trovare il primo canestro della partita anche per la formazione di casa. 3-2 il punteggio, 7 minuti e 55 per chiudere il primo quarto. Ricezione profonda per Manfredi, che sfida Riccardi, il tiro ottimo dopo il giro sul perno. Bella giocata qui da parte di Giorgia Manfredi, ottima padronanza nell'uso del piede perno. E intanto osserviamo anche un dettaglio tattico abbastanza importante, questa zone press, difesa allungata da parte di coach Romano, che induce poi il Cus a commettere infrazione di 8 secondi. Palla persa e arriva il primo cambio della partita per coach Federico Sciascia. Esce Angela Dettori ed entra in campo Jennifer Bertucci con la canotta numero 12, rimessa da metà campo per la Ceprini. Va a eseguire ora con Brunelli, l'ex giocatrice del San Salvatore Selargius. Ha servito Bonasia, dall'altra parte Manzotti. C'è spazio poi in punta per Manfredi, che attende l'uscita dei blocchi ancora di Brunelli. Buona la tripla presa con l'arresto a 2 tempi proprio in uscita dai blocchi. Il pallone però viene sputato dal ferro, si rimane così sul 5-2 in favore della Ceprini Orvieto. Niola prova a prendere la linea di fondo, non riesce a prendere il tiro lo prende, lo manda a segno invece Jennifer Bertucci, appoggiandosi al vetro accorcia il Cus sul 5-4 per effetto del canestro dunque realizzato da Bertucci. Dall'altra parte Bonasia si fa vedere
in punta Mazionite, ma prima c'era stato il fallo in attacco, fallo commesso da Giorgia Manfrè che sbraccia un po' troppo nel tentativo di prendere posizione vicino a canestro. Allora palla persa, nulla di fatto per questo attacco da parte della Ceprini, che torna in zona difensiva, sempre però in vantaggio di una lunghezza sul 5-4, ancora difesa allungata per Orvieto. Alesiani stavolta però riesce a sfuggire bene dalla pressione, a servire un assist al bacio per Julita Bungaite, l'ex giocatrice di Palermo, manda a segno il tiro con mano educata dall'angolo, canestro del 6-5, sorpasso per la formazione locale. Dall'altra parte prova a controsorpassare Orvieto con Manzotti, che non riesce a trovare il canestro dalla lunga distanza nemmeno in questa circostanza. Riccardi, il suo tiro dalla lunga distanza è lungo, tiene vivo però a rimbalzo Bungaite, che garantisce un extra possesso al Cus che manovra con Alesiani, va dentro in penetrazione un po' remissiva in questa circostanza la difesa di Orvieto, che concede 2 punti facili al playmaker ex tra le altre La Spezia. Allunga la compagine universitaria ora sul più 3, 8-5, mentre c'è un'altra ricezione in post basso per Manfrè, la finta, il giro sul perno, ancora un tiro appoggiandosi al vetro, voleva un fallo la giocatrice palermitana, non trova il fischio da parte del signor Michel Bavera di Desio. Dall'altra parte il Cus per cercare di allungare ancora. Riccardi si prende il tiro dalla media distanza, secondo ferro, rimbalzo conquistato poi da Manzotti. Riparte la formazione umbra con Bonasia dal palleggio, lo show difensivo di Riccardi, ancora in possesso del pallone. Bonasia che lo scorso anno con la canotta di Battipaglia fece male al Cus. 11 punti nella partita vinta su questo campo dalla formazione di Battipaglia, 3 su 4 da 3 punti, quella circostanza per Bonasia, grande protagonista del match, così come Marzia Tagliamento, che fu davvero super in quella circostanza. Tanto non è riuscita a sbloccare questo momento di impasse dal punto di vista offensivo la Ceprini, che ora difende ancora contro questo ottimo attacco del Cus. Passaggio consegnato di Bungaite per Alesiani, che trova davvero un'autostrada nel pitturato, canestro facile ancora da parte di Alesiani, che sta trascinando offensivamente il Cus in questa fase iniziale della partita. 10-5 il punteggio in favore del Cus, che doppia dunque la Ceprini. Time out in campo, a chiamarlo è stato coach Massimo Romano. Tutto pronto per il rientro in campo delle due formazioni. Vantaggio Cus, 10-5 il punteggio quando mancano 5 minuti e 7 secondi al termine del primo quarto. Qui a Saduchessa, risultato un po' a sorpresa se vogliamo, ma siamo davvero nelle fasi embrionali dell'incontro. Orvieto che ha avuto un approccio alla partita non troppo aggressivo, soprattutto dal punto di vista difensivo fino a questo momento. Vediamo se si sblocca ora dopo questo time out la formazione di coach Romano, che ora attacca con Manfrè in punta, osserva il taglio di Mazionite che non ha equilibrio, preferisce tornare fuori dalle parti di Manzotti che cerca di attaccare il canestro, trova il fallo della difesa, fallo che permetterà alla Ceprini di rimanere in attacco con una rimessa dal fondo, rimessa che verrà eseguita da Manfrè a 4 minuti e 52 secondi dal termine del primo quarto. Il fischio arbitrale, si riprende a giocare, si smarca e riceve Mazionite, non ci pensa due volte, spara il tiro da 3 punti, tiro però troppo lungo, rimbalzo conquistato da Bertucci, che porge poi la sfera all'indirizzo di Alesiani, costretto ad arrestarsi Alesiani, e Riccardi poi per Bungaite che prova ad attaccare dal palleggio. Mazionite, derby lituano vinto da Bungaite in questa circostanza con il tiro cadendo all'indietro. Più 7 Cus Cagliari, 12-5 il punteggio. È ancora torpore dal punto di vista difensivo invece per Orvieto, che qui va a perdere un altro pallone con Brunelli che non riesce a tenere lì il pallone. Niola dall'altra parte tende l'arrivo da parte di Riccardi un po' in difficoltà, qui riesce comunque a rifugiarsi dalle parti di Alesiani. Il crossover di Alesiani va dentro con la mano sinistra, segna con il fallo show di Federica Alesiani in questo inizio di partita. 14-5 il vantaggio in favore del Cus, e coach Romano che davvero non ha trovato
le risposte giuste da parte delle sue ragazze in zona difensiva, nemmeno dopo aver chiamato il time out. In precedenza Alesiani intanto è pronta per trasformare il tiro libero aggiuntivo, la giocatrice classe 97, protagonista in questa stagione al di là dei risultati di squadra, di una crescita personale davvero notevole, più 10 CUS, 15-5 con il libero aggiuntivo trasformato da Alesiani. Dall'altra parte va a segno Brunelli che regala ossigeno a Orvieto, tiro da 3 punti che va a segno, 15-8 il punteggio. Dall'altra parte il CUS con Alesiani, il pallone per Bungaite che si prende il tiro fronte a canestro, lo sbaglia. Dall'altra parte Orvieto che attacca con Bonasia, Bonasia va dentro. Recupera un altro pallone il CUS sul punteggio di 17-8 per la formazione locale. C'è stato un fallo qui speso dalla difesa di Orvieto, Orvieto che ha pronti 2 cambi. Ora coach Romano continua a non ricevere i segnali sperati da parte delle sue ragazze. Allora richiama in panchina Mazionite e con il numero 12 Manzotti. Sul parquet ci sono ora con il numero 6 Falanga e vediamo chi con il numero 10 Gaglio. Sono questi 2 cambi operati dal tecnico di Orvieto mentre attacca il CUS. Rimessa per Alesiani, ora il pallone fuori dall'arco per Dettori, circolazione in angolo, ora l'indirizzo di Bertucci, Alesiani fa circolare ancora per Niola, poi palla dentro per Dettori che si accontenta di questo tiro dai 3 metri abbondanti. Il pallone poi non viene recapitato a canestro nemmeno dopo il rimbalzo da parte del CUS. Dall'altra parte allora il tiro se lo prende Brunelli, lo manda però ancora sul primo ferro, si rimane sul più 9 CUS, 17-8 il punteggio. Dettori in angolo per Niola, Niola prova a prendere la linea di fondo, buona qui la difesa di Brunelli che la costringe a indietreggiare, poi tripla presa da Bertucci, errore, rimbalzo lungo conquistato da Manfred. L'ultima a toccare in questa circostanza è stata Niola. Ci sarà la rimessa dal fondo allora per Orvieto, altro time out in campo e dunque altra interruzione del gioco. Coach Romano già in precedenza aveva provato a parlare con le sue ragazze per cercare di venire fuori da questo inizio di partita non propriamente brillante. Non ha ottenuto fino a questo momento però le risposte che cercava il tecnico di Orvieto. Le sue ragazze sono infatti sotto ancora sul meno 9, 17-8 il punteggio. Richiamata in panchina in precedenza Mazionite, la giocatrice lituana che sta producendo davvero una stagione molto importante alla pivot del 1991, miglior realizzatrice di squadra con 16,5 punti e inoltre con 12,5 rimbalzi. È la migliore sotto le planche di tutto il campionato di Serie A2 in questa prima parte della partita. Non ha avuto grande impatto, allora ha deciso di richiamarla in panchina il suo tecnico. Rimessa dal fondo, terminato il time out si torna a giocare. Il pallone consegnato per la rimessa dal fondo a Falanga. Bonasia ora agisce in posizione di playmaker, scambia con Falanga, in punta si va da Manfred, poi ancora a Brunelli che va per la ricezione profonda di Gaglio, si fa spazio a sportellate Gaglio, poi fuori il tiro, se lo prende e lo manda a segno Falanga, tiro da 3 punti. Salta in piedi tutta la panchina di Orvieto. A 2 minuti dal termine del primo quarto la formazione biancorossa torna sul meno 6, 17-11. Bertucci dall'altra parte per Dettori, la partenza in palleggio di Dettori che poi va a servire Niola, arriva Bungaite per il blocco, taglia dentro Bungaite, Bertucci però si prende l'arresto e tiro con la mano mancina, il pallone non è preciso. Allora dall'altra parte Brunelli accoppiata con Niola, il palleggio di Brunelli che serve fuori dall'arco Falanga, importante la sua tripla in precedenza. Ora c'è Bonasia che serve ancora Brunelli in uscita dai blocchi, il suo tiro
viene fermato irregolarmente da parte della difesa del CUS, fallo sanzionato dalla signora Mignogna di Milano, che permetterà dunque a Greta Brunelli di andare in lunetta con 2 liberi. Sta cercando di accorciare ancora questo parziale negativo. Orvieto sotto sul punteggio di 17-11, ora 17-12, quando mancano 1 minuto e 24 secondi al termine del primo quarto di gioco. Dicevamo di Brunelli, guardia del 1990, che fa 2 su 2 dalla lunetta, la seconda miglior realizzatrice di squadra con 15,7 punti di media in 34 minuti di impiego, 10ª miglior marcatrice di tutto il campionato di Serie A2. Abbiamo già detto in precedenza, un'esperienza al San Salvatore Selagius per lei nel 2013-2014 con 13,2 punti di media. Intanto torniamo in cronaca diretta per seguire questo attacco del CUS, ancora ben ragionato stavolta, però Dettori non trova la giusta misura con il tiro dalla media distanza, poi fallo a rimbalzo. A commetterlo è stato Julita Bungaite, che torna in zona difensiva, l'ex giocatrice di Palermo, che ha avuto un buon impatto soprattutto in zona difensiva contro Mazionite in questo primo quarto di gioco. Manca 1 minuto e spiccioli al termine del primo periodo, sempre avanti il CUS sul 17-13. Falanga con qualche difficoltà per Brunelli, che si prende il tiro da distanza siderale, lo manda però sul secondo ferro. Gaglio a rimbalzo, strappa il pallone contro Alesiani, canestro di puro agonismo da parte di Gaglio in questa circostanza. Allora Orvieto è lì, -2, 17-15 a 38 secondi dal termine del primo quarto. Brunelli qui sostiene che Dettori sia stata l'ultima giocatrice a toccare il pallone. Ha ragione secondo gli arbitri, il recupero importante da parte di Orvieto, mentre coach Sciascia corre ai ripari. È pronto un cambio, entrerà in campo con la canotta numero 7 Madedu, esce Angela Dettori. Un po' di confusione nella circostanza precedente per lei, che dunque va ad accomodarsi in panchina. 36 secondi al termine del primo quarto. Orvieto che ovviamente non potrà andare fino al termine, fino alla sirena con questo primo possesso. Attacca Falanga, ora Brunelli che scarica fuori, poi palla nuovamente dentro per Gaglio, che con la sua fisicità sta creando qualche problema alla difesa del CUS. Il tiro è sbagliato, allora 18 secondi per l'ultimo attacco del CUS nel corso di questo primo quarto. Alesiani attacca dal palleggio, il taglio da parte di Riccardi, servita invece Bungaite, arresto e tiro frontale a segno Julita Bungaite. 19-15, ci sono ancora 5 secondi per il tiro di Orvieto. Bonasia vuole andare dentro, il canestro con il fallo di Bonasia, giocata di fondamentale importanza non solo dal punto di vista del punteggio ma anche dal punto di vista del morale. Per chiudere bene questo primo quarto, Valentina Bonasia realizza con la possibilità di andare in lunetta per il libero supplementare, il play del 1994, che sta producendo oltre 11 punti di media in stagione. Realizza anche il libero aggiuntivo, attenzione perché c'è spazio per la preghiera del CUS, non prova però nemmeno a prenderla Federica Alesiani. Allora si va al primo mini riposo con il punteggio di 19-18 in favore del CUS Cagliari. Pausa della partita, pausa anche per noi. Tutto pronto per l'inizio del secondo quarto. Dopo i primi 10 minuti di gioco davanti c'è il CUS con il punteggio di 19-18. Va chiuso in crescendo la prima frazione Orvieto con il gioco da 3 punti di Bonasia. Bonasia che va a ricevere la rimessa in questa circostanza, porta il pallone in zona d'attacco. Ora lo show difensivo ancora di Riccardi. Bonasia dal palleggio, accoppiata qui con Alesiani. È tornata in campo Mazionite che va a provvedere al passaggio consegnato per Manzotti, poi l'ottimo scarico dentro per Gaglio, che stavolta però sbaglia, rimbalzo conquistato con gomiti larghi da parte di Bungaite, poi il pallone ceduto ad Alesiani che chiama lo schema in zona d'attacco. Riccardi fuori dall'arco, attende l'uscita dei blocchi di Bertucci, poi si va ancora dalle parti di Alesiani, presa in consegna da Bonasia. Ora Bungaite lontano da canestro, accoppiata con Gaglio, vediamo se l'attacca dal palleggio. Bungaite, il tiro in allontanamento si spegne però sul primo ferro. Allora rimbalzo conquistato da Bonasia che va dalle parti di Manzotti, la partenza in palleggio di Manzotti che poi prova ad attaccare il pitturato, cadendo all'indietro trova
solamente anche il primo ferro, rimbalzo conquistato da Bertucci, stavolta Alesiani decide di non accelerare, chiama lo schema maglia, Federica Alesiani ancora in possesso del pallone, Riccardi pensa per un attimo al tiro da 3 punti, va poi dalle parti di Madeddu che gira sul perno, non trova lo spazio per andare in penetrazione, allora Alesiani che si deve prendere una tripla da distanza siderale allo scadere del cronometro dei 24 secondi, solamente ferro per lei dall'altra parte, Mazionite va dentro con coraggio, stavolta trova il canestro nonostante il contatto, Mazionite, canestro che permette allora alla formazione ospite di sorpassare sul 20-19 se non sbaglio, il primo vantaggio della partita in favore della Ceprini Orvieto. Canestro che è stato dunque realizzato in precedenza da Ghintare Mazionite, alla pivot lituana del 1991 con esperienze negli Stati Uniti, esattamente come Julita Bungaite. Interessante quanto mai il duello fra lituane all'interno di questa partita, praticamente una sfida nella sfida. Intanto Riccardi ha sbagliato il primo tiro a cronometro fermo, passeggia nervosamente a ridosso della sua panchina coach Sciascia, 0 su 2 per Riccardi. Nel frattempo dalla lunetta Bonasia è già dall'altra parte, il blocco di Mazionite che poi taglia dentro, ancora Bonasia a lavorare sul blocco della compagna, va dentro con la mano sinistra e arriva l'infrazione di passi perché salta e poi ricade col pallone in mano Valentina Bonasia, che avrebbe voluto un fallo nell'ultima circostanza, non è stata però accontentata dalla coppia arbitrale. 8-12 per chiudere il secondo quarto, sempre avanti di una lunghezza la Ceprini Orvieto che ora difende da questa iniziativa di Riccardi, il pallone consegnato per Niola è senz'altro salita di ritmo in questa fase della partita, la difesa da parte di Orvieto che qui rende la vita molto complicata a Riccardi, poi si lotta sul pallone vagante, chiamata la palla contesa e la freccia che premia il Cus che in virtù della regola del possesso alternato potrà rimanere in zona offensiva. È pronto un cambio, uscirà Madeddu e tornerà in campo Angela Dettori nelle fila del Cus Cagliari. Dettori reduce dalla vittoria del campionato di Serie A2 con la canotta di Bruni, tornata in Sardegna nel corso di questa stagione tutto sommato positiva per lei, 9,1 punti di media con 4,9 rimbalzi in 30 minuti di impiego da parte di coach Marcello Ibba prima e Federico Sciascia poi. Intanto c'è stato un colloquio, qualcosa da sistemare a livello di cronometro, ora tutto pronto per la ripresa del gioco, rimessa dal fondo eseguita da Niola, il pallone poi per Riccardi, la difesa da parte di Falanga su Riccardi, poi Bungaite che va a servire Niola, si prende il tiro dalla lunga distanza, Niola non riesce però a trovare il bersaglio grosso l'ex giocatrice dell'Antonianum, qui si va per la ricezione in post basso da parte di Mazionite che trova Gaglio provava a servire a sua volta Falanga a ridosso del pitturato, qui arresto e tiro di Niola appoggiato al vetro, Niola che però poi con la sua consueta grinta riesce a strappare via il pallone, gioco che poi viene fermato perché ci sono dei problemi per Bonasia che accusa una gomitata subita nella circostanza precedente da parte di Niola, va a spiegarsi ora con la signora Mignogna di Milano mentre sono pronti dei cambi in campo, esce Falanga, torna Brunelli nelle fila di Orvieto, c'è anche un altro cambio sul parquet, c'è con il numero 5 Grilli nelle fila della Ceprini, Selene Grilli, playmaker giovanissimo del 1999, tutto pronto per la ripresa del gioco. Alesiani che scambia con Niola, ancora Alesiani dà un'occhiata a Dettori che però è controllata bene da Mazionite, Riccardi con il tiro da 3 punti a segno, Elena Riccardi contro sorpasso Cus sul 22-20 più 2 per la formazione di coach Sciascia che rimane ben salda in partita. Qui Brunelli vicino al canestro non trova lo spazio per il tiro, si lotta poi sul pallone vagante a recuperarlo, è Angela Dettori che conduce poi anche l'azione di contropiede, Dettori ha tanto spazio per il tiro da 3 a segno, Angela Dettori, altro strappo della partita in favore del Cus, transizione perfettamente eseguita e canestro da 3 punti mandato a segno da Angela Dettori, più 5 per le universitarie, 25-20 il punteggio. Coach Romano ancora una volta è infuriato, deve chiamare time out per parlare con le sue ragazze, piccola pausa intanto per noi.
Altro allungo Cus Cagliari, più 5 sulla Ceprini Orvieto in virtù della tripla realizzata in precedenza da Angela Dettori, e deve inseguire allora ancora una volta la formazione umbra, che qui torna in attacco con il possesso gestito da Grilli che va dalle parti di Brunelli, poi cercata qui Manzotti che aveva servito con un ottimo passaggio sotto Manfred. Attacco ben eseguito da Orvieto nell'ultima circostanza, che però non riesce a portare dei punti a referto. Dettori dall'altra parte sbaglia anche lì dalla media distanza. Brunelli ha recuperato la sfera, l'ha condotta in zona offensiva. Grilli chiama lo schema maglia, il pallone poi ceduto all'indirizzo di Manzotti. Mazionite con spazio dall'angolo, primo ferro, sale più in alto di tutti a rimbalzo Riccardi che riesce a tenerli il pallone. Niola ora vuole ragionare, Rachele Niola chiama in causa Riccardi, vorrebbe il taglio backdoor di Alesiani e poi il blocco irregolare sanzionato ai danni di Riccardi, che si accusa immediatamente del fallo. Non aveva arrestato i piedi al momento del blocco Riccardi, allora è inevitabile la segnalazione da parte del signor Bavera di Desio. Rimessa da zona difensiva per Orvieto, coach Sciascia va a colloquio con uno dei due arbitri. Intanto Grilli ha già condotto il pallone in zona d'attacco per Orvieto, poi Brunelli per Mazionite, ora Manzotti che si prende il tiro, è un airball però da parte di Manzotti che non sta riuscendo a trovare il ritmo all'interno di questa partita. 5:35 per chiudere il secondo quarto. Alesiani è servito Riccardi, e poi si va dalle parti di Niola. Alesiani dal palleggio, sul pallone c'è anche Riccardi che va a bloccare, a rischiare ancora una volta probabilmente il blocco in movimento. Si prende la tripla l'ex giocatrice tra le altre di Comense e Palermo, non trova però fortuna. Allora Orvieto che cerca di rispondere qui con Brunelli che va in punta da Mazionite, poi Manzotti a lavorare dal palleggio, mano sinistra per Manzotti, Mazionite dentro per Manfred. Ancora una volta l'attacco di Orvieto riesce a far arrivare la palla vicino a canestro. Stavolta l'azione umbra viene fermata fallosamente, rimessa dal fondo per le biancorosse. Cambio per coach Sciascia con Angela Dettori che uscirà ancora una volta dalla gara. Problemi di falli per lei, torna sul parquet Jennifer Bertucci. Testa bassa per Dettori che esce ancora una volta dal campo, eseguita qui la rimessa rapidissima per Mazionite che aveva spazio, aveva approfittato di un attimo di distrazione da parte della difesa del Cus. Non è riuscita però la giocatrice lituana a mandare a segno il tiro. Niola dall'altra parte fa circolare per Bertucci, sale ma non riceve Riccardi, poi Niola a lavorare sul blocco di Riccardi. Niola non trova la linea di penetrazione, qui poi si prende una sorta di semigancio davvero difficile, infatti non trova fortuna il suo tiro. Dall'altra parte Manzotti decide di fare tutto da sola, ben prima del tiro è arrivato il fallo da parte della difesa Orvieto che sta cercando di far caricare di falli il Cus, e non è senz'altro una soluzione sbagliata questa per Orvieto, vista la scarsa rotazione a disposizione di coach Federico Sciascia. Intanto Manzotti sbaglia la prima conclusione a cronometro fermo, ne avrà a disposizione un'altra. Sempre meno 5, Orvieto 0-2 per Manzotti, e la panchina umbra ora davvero inizia a disperarsi per le percentuali anche basse nel corso di questa partita. Intanto registriamo l'ingresso in campo con la canotta numero 9 del Cus, Giulia Vanin, il suo primo ingresso nella partita. Fallo intanto da parte della difesa e Cus ancora in attacco. Rachele Niola a eseguire la rimessa, il pallone per Alesiani, presa in consegna poi da Grilli, il blocco di Riccardi che si apre per prendere il tiro da 3 punti, non trova spazio, si accontenta poi di un arresto e tiro ma lo manda a segno ancora con mano molto educata da quella posizione Elena Riccardi. È uno dei suoi tiri preferiti, canestro del +7 Cus a 3 minuti e 56 dal termine del secondo quarto. E ora difesa a zona per
le universitarie, sta cercando di venire a capo dei problemi di falli con questa soluzione. Coach Sciascia, che però deve incassare la tripla dall'angolo mandata a segno da parte di Manzotti. Canestro importante questo per Orvieto, che torna sul -4 e cerca di ritrovare un po' di energia all'interno di questa partita. Riccardi prova a rispondere, qui per poco non manda a segno anche lei il tiro da 3 punti, l'ultima a toccare a rimbalzo è Vanine. Allora possesso ancora per Orvieto. A 3 minuti e 29 dal termine del secondo quarto ci sono altri cambi, esce Riccardi e torna Bungaite, esce anche Vanin. Nelle fila del CUS c'è sul parquet Federica Alesiani, la palla rimessa in gioco ora per Bonasia che serve poi Manzotti, autrice della tripla realizzata in precedenza da parte di Orvieto. Poi Bonasia a lavorare dal palleggio, Manzotti la finta e poi il tentativo di penetrazione, chiude bene però la difesa del CUS. Dall'altra parte Brunelli ci deve mettere tutto il suo talento anche nel ball handling, ma la mira è sbagliata in questa circostanza. Sempre più 4 CUS, palla in mano con Riccardi, altro arresto e tiro, stavolta non trova la giusta misura Elena Riccardi. Riparte l'azione di Orvieto ora con Greta Brunelli, servita Giorgia Manfred, l'ex giocatrice del San Salvatore, serve Mazionite, arma la mano della lituana, a segno da 3 punti Ghintare Mazionite, -1 Orvieto. E vediamo se questo è l'allungo giusto da parte della compagine umbra, che anche nel corso del primo quarto era tornata lì a contatto, ma poi si è spenta con un parziale ottimamente messo a segno dal CUS, aperto da Alesiani e chiuso poi dalla tripla di Dettori. Dall'altra parte Brunelli, il no look per Mazionite che segna in contropiede, e allora diventa realtà il sorpasso da parte di Orvieto sul 28-27. Momento della partita ora favorevole alla formazione ospite, che difende dall'attacco di Alesiani. Il pallone poi per Riccardi, si propone e riceve Bungaite, accoppiata con Manfred, va a cercare palla Manfred, ma c'era prima l'infrazione di passi commessa dalla lituana. Le proteste di coach Federico Sciascia, che non è d'accordo con la chiamata arbitrale, sosteneva la bontà dell'attacco di Bungaite, per contro probabilmente c'era una mano allungata di troppo da parte di Manfred nella circostanza precedente. Sta di fatto che la coppia arbitrale ha optato per l'infrazione di passi da parte di Julita Bungaite, e allora interruzione della partita. Stavolta il time out lo chiama il tecnico caglieritano. 2 minuti esatti al termine del primo tempo, sempre più 1 Ceprini Orvieto, 28-27 il punteggio. Andiamo a dare un'occhiata anche alle altre partite che compongono questa quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A2 femminile, giornata che si completerà ovviamente tra le giornate di sabato e domenica. Bolzano-Alghero, partita molto interessante questa, soprattutto per il CUS. Si sfidano infatti 2 squadre impelagate nella lotta a salvezza. Poi altra partita molto interessante che coinvolge una formazione sarda, quella tra San Salvatore e Fassi Albino. Stavolta sfida in chiave playoff, praticamente uno spareggio per l'8° posto in classifica. Partita importante anche quella tra Geas Sesto San Giovanni, formazione prima in classifica, e Sanga Milano, che invece, come abbiamo detto in precedenza, è appaiata al 3° posto proprio con la Ceprini Orvieto. E poi completano questa giornata di campionato le sfide tra Empoli e Castel Carugate, Costa Masnaga e Virtus Cagliari. Dunque impegno in trasferta per la formazione di coach Iris Ferrazzoli. Chiude il quadro il match tra Crema e Castelnuovo Scrivia. Intanto, terminato il time out, si è tornati a giocare qui. Il tiro da 3 punti mandato a segno da Manzotti, e si è sbloccata finalmente la Ceprini con il tiro dalla lunga distanza, canestro del 31-27 più 4, che è anche il massimo vantaggio nella partita per Orvieto. Orvieto che ora difende forte su questo attacco di Angela Dettori, primo ferro dopo il suo arresto e tiro, prova a fuggire in contropiede Manzotti, fermata però l'azione di Brunelli. Fallo intelligente, un fallo tattico da parte del CUS in questa circostanza, che non permette alla Ceprini di
far partire l'azione di contropiede rimessa dal lato con Mazionite che è pronta a eseguire all'indirizzo di Bonasia il pallone ricevuto dalla giocatrice in maglia numero 9 della Ceprini, poi Brunelli che scambia con Manfred, pescato il taglio nel pitturato di Manzotti, Mazionite da 3 punti stavolta trova solamente il primo ferro, rimbalzo conquistato da Dettori che porta il pallone dall'altra parte, poi Niola per Alesiani, la finta con l'hesitation, il tiro da parte di Alesiani che non trova però altro che il tabellone sovrannumero dall'altra parte per Orvieto, Manzotti fuori per Bonasia che fa circolare ancora per Brunelli, poteva probabilmente prendere il tiro. In quella circostanza la giocatrice ex Battipaglia va dentro cercando anche un contatto falloso, Brunelli che non viene però accontentata da parte degli arbitri. 42 secondi al termine del secondo quarto, chiama lo schema maglia Alesiani, si sbraccia nel pitturato, il fallo lo è andato a commettere Brunelli nella circostanza precedente che era accoppiata con Bungaite, entrambe le giocatrici sono andate un po' a sbracciare, fallo per la giocatrice in maglia numero 20 che è andata così a commettere il secondo fallo della sua partita, sempre 31-27 in favore di Orvieto, rimessa in zona d'attacco dal fondo in particolare per il CUS che andrà a eseguire con Alesiani. 38 secondi come detto al termine del secondo quarto, Alesiani riceve in questo momento il pallone poi per Bungaite che scambia con la stessa Alesiani, cerca di costruire ora il CUS in attacco, la partenza in palleggio da parte di Niola, il pallone dentro per Bungaite, la finta e poi il passaggio ancora per Niola, deve cercare di affrettarsi il CUS, il pallone che poi si spegne oltre la linea di fondo, non granché questo attacco da parte del CUS e allora Orvieto che ha 22 secondi per prendersi l'ultimo tiro di questo secondo quarto di gioco. Bonasia è già dall'altra parte, un'occhiata al cronometro, vuole ovviamente andare fino in fondo. La playmaker ex Battipaglia qui per un attimo presa in consegna da Bungaite, poi il pallone che circola fuori dall'arco per Mazionite che ha lo spazio per la penetrazione, va dentro con forza, Bungaite va a spendere il fallo sulla connazionale Ghintare. Mazionite allora è pronta in lunetta per 2 liberi, prima però c'è un altro cambio per Orvieto, esce Bonasia ed entra Grilli, vuole preservarla coach romano dalla possibilità di commettere altri falli prima della conclusione del primo tempo. Intanto è andata a segno con il primo libero Ghintare Mazionite, ricordiamo che ci sono ancora 3 secondi da giocare prima della conclusione del primo tempo di gioco. 1 su 2 per Mazionite, 2 secondi deve affrettarsi Alesiani che non fa in tempo nemmeno in questa circostanza a prendere la preghiera. Allora si va al riposo con la Ceprini, Orvieto avanti di 5 lunghezze sul CUS Cagliari, 32-27 il punteggio dopo i primi 20 minuti di gioco. Noi ci prendiamo una piccola pausa ma rimanete su Directa Sport perché tra 10 minuti saremo nuovamente in diretta pronti a raccontarvi il secondo tempo di CUS Cagliari Ceprini Orvieto, quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A2 femminile di basket. Alla ripresa delle ostilità tra CUS Cagliari e Ceprini Orvieto in questa quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A2 femminile di basket, il punteggio dopo i primi 20 minuti di gioco vede avanti la Ceprini per 32-27, dunque più 5 in virtù soprattutto di un finale di secondo quarto davvero importante da parte delle Umbre. Invece avevano sofferto nella parte iniziale del match, il CUS infatti un po' a sorpresa chiuso davanti di una lunghezza il primo periodo e nel corso insomma, di questa fase iniziale del match ha raggiunto margini di vantaggio anche nell'ordine delle 5-7 lunghezze, giocando un basket aggressivo, un basket d'alto ritmo, attaccando bene, soprattutto con Alesiani
a lungo andare, però Orvieto è riuscita a entrare finalmente in questa partita e a trovare la misura dalla lunga distanza con Mazionite e anche con Manzotti. Sono state loro le principali protagoniste, assieme ovviamente anche a Brunelli, del parziale positivo dell'allungo che ha permesso a Orvieto di arrivare davanti nel punteggio all'intervallo lungo sul 32-27. Lo ripetiamo, le squadre sono pronte intanto alla ripresa del gioco. Mazionite, Bonasia, Brunelli, Manfre e Manzotti, questo il quintetto schierato da coach Romano. Dall'altra parte ci sono invece Riccardi, Niola, Bungaite, Dettori e Alesiani. Manfre fa circolare la palla vicino al canestro per Mazionite, che si gira bene con il piede perno e manda a canestro il tiro del 34-27, appoggiandosi al vetro con la mano sinistra. La lituana, che sta salendo di colpi, non è stata protagonista di un grande avvio di partita, primo quarto un po' spento da parte sua, poi pian piano, come abbiamo già detto, è venuta fuori, ma è venuta fuori anche Elena Riccardi, che qui manda a segno un altro tiro dalla lunga distanza. Sta tirando bene all'interno di questa gara Riccardi, che permette dunque al CUS di rispondere a questo tentativo di allungo da parte di Orvieto. 30-34, più 4 per le biancorosse, che ora attaccano con Bonasia in mezzo alle gambe. Poi il tiro dalla lunga distanza a una tripla, risponde con un'altra tripla Orvieto. Bonasia protagonista, un gran feeling con questi canestri, con questi tabelloni. La giocatrice ex Battipaglia, nuovo più 7 ora per Orvieto. 37-30 il punteggio, mentre Alesiani controlla il pallone dall'altra parte, accoppiata con Brunelli. 5 secondi per il tiro del CUS. Riccardi si deve affrettare, il suo tiro in corsa si spegne però sul tabellone. Rimbalzo di posizione conquistato bene da parte di Giorgia Manfreda. Dall'altra parte Brunelli, che fa circolare per Bonasia, arriva per il blocco Mazionite, poi ancora Manfreda a bloccare per Mazionite. Alto basso qui ben giocato da parte di Orvieto, e poi ancora le due lunghe umbre che duettano bene. Non arriva però in questa circostanza il canestro. Dall'altra parte il CUS prova ad accelerare con Niola. Alesiani attende l'arrivo in attacco da parte delle sue compagne. Ora Niola dal palleggio sull'attacco di Brunelli, prova il gioco a due con Bungaite, che però non può ricevere questo pallone. Dall'altra parte Bonasia, che ribalta il lato all'indirizzo di Manzotti. Tanto spazio per il tiro da 3 punti di Manzotti, che è sfortunato, il pallone danza sul ferro e poi esce. Il rimbalzo conquistato dal CUS, già servita Alesiani, che chiama lo schema d'attacco. Riccardi con il blocco, poi si apre per la possibile conclusione dall'arco. Niola dall'altra parte, un po' di impasse ora nell'attacco del CUS con Bungaite, che va a prendersi il pallone. Manfred prova a sporcarlo, l'ultima a toccare è la lituana. Palla persa in maniera abbastanza banale in questa circostanza da parte del CUS, che rimane sotto di 7 lunghezze sul 37-30, 7 minuti e 29 secondi dal termine del terzo quarto. Bonasia a gestire le operazioni in zona offensiva per Orvieto. Qui Niola va a cercare il pallone, riesce solamente a toccare sulla ricezione di Brunelli. Rimessa per Orvieto ed è pronto un altro cambio nelle fila del CUS, con Bertucci che è pronta a tornare sul parquet. Esce Riccardi, che va dunque a rifiatare un po' in panchina. Eseguita la sostituzione e il gioco che dunque può riprendere con la signora Mignogna di Milano, che consegna il pallone a Brunelli per la rimessa in gioco. Esce fuori dai blocchi Bonasia, dall'altra parte c'è invece Manzotti che dà un'occhiata al taglio in angolo da parte di Brunelli, che però non può ricevere. Qui circola davvero velocissimo il pallone dentro sull'asse. Mazionite e Manfred, lay up facile per la lunga siciliana. Più 9, massimo vantaggio ritoccato allora da Orvieto sul 39-30. Qui palla recuperata da Brunelli, si lancia in contropiede Mazionite. Riccardi va a spingere in maniera più che evidente sulla giocatrice lituana. Fallo da parte di Riccardi, che prova a metterci un po' di esperienza. Qui cerca di evitare la concessione di 2 punti facili da sotto canestro alla sua avversaria. 6:58 per chiudere il terzo quarto. Orvieto che va a rimettere dal fondo con Brunelli. Si smarca Manzotti, riceve invece Mazionite, che trova tanto spazio là sul suo corridoio di penetrazione. L'ultima a toccare qui una giocatrice di Orvieto, e allora rimessa dal fondo per il CUS con Dettori, che è pronta a eseguire. Intanto allunga ancora la difesa Orvieto. Alesiani ha ricevuto il pallone.
blocco da parte di Riccardi che ora si apre per ricevere. Bungaite ora in angolo, controllata da Manfrey, il pallone poi per Dettori, arresto e tiro in precario equilibrio, ma riesce comunque a realizzare Angela Dettori che sta avendo buone percentuali all'interno di questa partita. Meno 7 Cus, 39-32 il punteggio, 6 minuti e mezzo, qualcosa meno per chiudere il terzo quarto. Qui Manfrey non riesce a trovare la maniglia del pallone, palla persa da Orvieto, applaude la panchina del Cus che cerca ora di ritornare a contatto. Ricordiamo meno 7 per le universitarie sul 39-32 in questa quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A2 femminile che Directa Sport vi sta offrendo in diretta streaming. Sarà un weekend davvero molto caldo sui nostri schermi. Domani vi trasmetteremo in differita il match del San Salvatore Selargius contro Fassi Albino, ripetiamo, sfida chiave nella lotta playoff, in particolare per l'8° posto, e poi una domenica davvero di fuoco sempre su Directa Sport, a corsa campestre con il cross di Alà dei Sardi, una manifestazione storica nel movimento sardo dell'atletica leggera. Poi il calcio di eccellenza con il match tra Taloro Gavoia e Valle Doria che vi offriremo in diretta esclusiva. Il basket ancora di Serie B con il Sustentus Estu impegnato nel match salvezza contro la Vivigas Alto Sebino, sfida cruciale davvero per i pirati che cercano la permanenza nella terza divisione del basket nazionale. A chiudere il quadro poi tutti gli highlights delle formazioni sarde impegnate nel campionato di Serie D di calcio. Intanto torniamo a seguire la partita perché Bertucci va a commettere infrazione di 8 secondi, la difesa allungata di Orvieto ancora crea dei notevoli grattacapi all'attacco del Cus. Esce Alesiani, coach Sciascia è davvero arrabbiato con la sua playmaker, la richiama in panchina. Sul parquet c'è Rachele Niola, rimessa per Orvieto. Bonasia riesce dopo qualche patema a ricevere il pallone. 5:40 per chiudere il terzo quarto. Manzotti guarda il taglio di Bonasia, la serve in questo istante. Qui la difesa buona di Niola, ma il pallone circola davvero molto bene nell'attacco di Orvieto. La tripla presa da Brunelli dopo lo step back, si infrange tra il secondo ferro e il tabellone. Riparte il Cus sempre sotto di 7 lunghezze. Dettori per Riccardi, lontano da canestro, fischio qui lontano dalla palla con Manfrey che dovrebbe essere la giocatrice colpevole del fallo, e così fallo di Giorgia Manfrey che trattiene a giudizio del signor Bavera di Desio. Ci sarà rimessa dal fondo in favore del Cus. 2 falli di squadra commessi dalla formazione locale, uno solo invece per Orvieto nel corso di questo terzo quarto. Rimessa eseguita da Niola all'indirizzo di Riccardi che non ci pensa 2 volte, si prende il tiro frontale, lo manda a segno. C'è ancora vita per il Cus, partita in equilibrio 39-34, 5 minuti e spiccioli da giocare nel terzo quarto. Qui il backdoor servito in maniera magistrale, ma Brunelli si divora il canestro, va attaccato ancora molto bene Orvieto, pallone però non recapitato a canestro da parte di Brunelli. Riccardi dall'altra parte, canestro da 3 punti, attenzione al Cus che torna sul meno 2, 37-39. Riccardi con gran mano all'interno di questa partita, trova ancora la giusta misura dalla lunga distanza, e a 4 minuti esatti dallo scadere del terzo quarto il Cus torna sul meno 2, 39-37, con Orvieto che è stata sopra anche di 9 lunghezze all'interno di questo terzo quarto, ma che non è riuscita a dare la spallata decisiva al match. Allora il Cus con grande orgoglio e anche con ottime percentuali dal campo è tornata lì. 39-37, partita dal punteggio davvero basso fino a questo momento, ma c'è ancora tanto da giocare. Le due squadre, come abbiamo detto, se la stanno giocando sul filo dell'equilibrio. Coach Romano qui è andato a chiamare ancora time out, sperava che le sue ragazze avessero risolto l'impasse iniziale con quel finale di secondo quarto davvero molto buono. Stato così
questa fase centrale della partita, ma ora mentre ci avviciniamo alla fase conclusiva del terzo quarto la situazione sta tornando sui binari dell'equilibrio. +2 Orvieto solamente, 39-37. Bonasia servita dopo la rimessa da parte di Mazionite, condotta l'azione d'attacco ora da parte della giocatrice lituana, si propone e riceve Gaglio che è tornata in campo nelle fila di Orvieto. Bonasia dal palleggio con la mano sinistra, si propone Manzotti che però non può ricevere ora il pallone, recapitato in post basso, ancora all'indirizzo di Gaglio che prova a giocare l'1 contro 1 con Bungaite. Il suo tentativo in semigancio non trova fortuna, anche abbastanza goffo oltre che lento il movimento in questa circostanza da parte di Gaglio. Allora Niola prova a eludere la difesa di Bonasia, Bonasia che va a toccare il pallone, l'ultimo tocco secondo gli arbitri è di Niola che probabilmente voleva un fallo. Qui va a spiegarsi con Bertucci per qualcosa che non è andato nel verso giusto nel corso dell'ultimo attacco da parte del CUS. Allora 3 minuti e 23, può attaccare Orvieto, +2, palla in mano, 39-37 il punteggio, non è cambiato, c'è in campo anche Falanga per la formazione biancorossa che qui fa circolare sul perimetro con Gaglio. Poi la partenza in palleggio da parte di Manzotti che mette in ritmo Falanga ancora da 3 punti, canestro della giocatrice di Orvieto, canestro del 42-37 +5 in panchina. Coach Sciascia è davvero molto arrabbiato con le sue ragazze che non sono uscite in tempo utile sulla tripla presa da Maria Francesca Falanga, guardia del 1998, arrivata da Ariano Irpino, dove lo scorso anno è stata allenata da coach Iris Ferrazzoli, attuale tecnico della Virtus Cagliari. Pronto un altro cambio, tornerà sul parquet Alesiani nelle fila del CUS, esce invece Angela Dettori che nel corso di questa gara deve fare conti con qualche problema di falli. Rimessa in zona offensiva per le universitarie con Niola che è pronta a mettere in gioco il pallone. 2 minuti 54 secondi al termine del terzo quarto di gioco, 42 Ceprini Orvieto, 37 palle in mano per il CUS Cagliari. Il pallone consegnato ora a Niola, poi Alesiani, appena rientrata in campo, lo scambio con Bungaite e Niola protagoniste, riceve poi ancora Alesiani, 5 secondi per il tiro, si deve affrettare, difende molto bene qui Bonasia che induce Alesiani all'infrazione di passi, palla persa dal CUS, esce bene dal time out precedente allora Orvieto sulle 2 metacampo. Il pallone ora consegnato all'indirizzo di Bonasia, Bonasia che lo conduce ora in zona d'attacco. Gaglio col consegnato per Manzotti, ancora Manzotti ad attaccare dal palleggio Bertucci, il tiro appoggiato al vetro è sbagliato, Gaglio tiene vivo al rimbalzo ma anche lei commette infrazioni di passi, un aggiustamento di troppo nel tentativo di trovare l'equilibrio, la forza necessaria per andare su per il lay-up. Come detto, palla persa da Orvieto. Allora 2 minuti e 26, può attaccare dal termine del terzo quarto, può attaccare il CUS Cagliari. Il pallone per Alesiani, chiamato lo schema da parte della playmaker classe 1997 ex La Spezia, Riccardi. Ottima la linea di fondo contro Mazioniti, il tentativo di scarico per Bungaite però non va a buon fine, allora corre in contropiede Manzotti, l'hesitation e poi il pallone sparacchiato fuori, voleva essere nelle intenzioni, questa è un'apertura all'indirizzo di Falanga da pallone però davvero troppo alto per Maria Francesca Falanga. Allora palla persa da Orvieto, 2 minuti e 7 secondi al termine del terzo quarto, riceve Bertucci, la pressione ancora da parte di Orvieto che allunga la difesa. Niola dal palleggio attacca contro Falanga e il fischio arbitrale, fallo commesso dalla difesa e rimessa in zona offensiva per il CUS. Niola va a ricevere il pallone, indicazioni di coach Romano dalla panchina, cioè da aggiustare il posizionamento di Niola prima dell'esecuzione della rimessa. Il blocco di Bungaite per smarcare Alesiani, chiamato lo schema da parte di Alesiani. Riccardi prova a servire Alesiani, qui legge bene d'anticipo Bonasia che propizia il recupero da parte di Orvieto, fermato il gioco perché c'è un problema fisico per Alesiani, ha messo male probabilmente la caviglia nella circostanza precedente, ne approfitta Alesiani anche per
allacciarsi una scarpa, nulla di grave per lei, zoppica leggermente ma può riprendere il gioco senza troppi problemi, almeno così sembra. Rimane in campo Alesiani, qualche smorfia di dolore per lei. 1 minuto e 49 secondi al termine del terzo quarto, più 5 Orvieto, 42-37 il punteggio. Bonasia dal palleggio, servita a Mazzionite che cercava di servire il taglio di Manzotti, non va a buon fine questo scambio tra le due. Intanto è tutto pronto per un altro cambio, esce Bertucci ed entra, o meglio torna in campo Angela Dettori nelle fila del CUS. Alesiani ha ricevuto la rimessa presa in consegna da Bonasia, ora il pallone per Bungaite, palla per Dettori. Alesiani ancora riceve il pallone fuori dall'arco, accoppiata con Bonasia, fischio lontano dalla palla, il fallo è stato commesso da Mazzionite su Riccardi in questa circostanza, trattenuta a giudizio degli arbitri. Il coach romano non è d'accordo, la stessa Mazzionite va timidamente a protestare. Quello appena commesso dovrebbe essere il secondo fallo della sua partita. 1 minuto e 27 al termine del terzo quarto. Riccardi riceve dopo la rimessa, poi Bungaite va dentro cercando di usare il fisico, non trova però la via del canestro. Rimbalzo conquistato da Orvieto che poi si lancia in transizione con Manzotti, attacca il pitturato Manzotti, buono il passaggio per Falanga, in ritmo da 3, stavolta non riesce a trovare la terza tripla della sua partita. Falanga, la transizione dall'altra parte anche per il CUS, qui è sfortunata Dettori che è l'ultimo a toccare in maniera quasi inavvertita con un braccio. E allora a 1 minuto e 3 secondi dal termine del terzo quarto Orvieto può tornare in attacco per cercare di allungare questo più 5, punteggio che è fermo, dire il vero, davvero insomma da molto tempo. Cambio eseguito con Manzotti che esce sul parquet, torna l'ex San Salvatore Selargius, Greta Brunelli. Il pallone ora rimesso in gioco da parte di Orvieto. Mazzionite ha servito Bonasia dal palleggio, l'ex giocatrice di Battipaglia va in mezzo alle gambe per Mazzionite, consegnato poi per Brunelli, Gaglio a bloccare per la stessa Brunelli, la finta e poi la partenza in palleggio da parte di Mazzionite. Fuori misura però il tentativo di scarico all'indirizzo di Gaglio, palla persa da Orvieto che non riesce davvero a produrre lo sforzo decisivo, a dare la spallata decisiva a questa partita che rimane sempre sul filo dell'equilibrio, anche ovviamente per merito del CUS che sta producendo una prestazione molto molto orgogliosa, oltre che di qualità sulle due metà campo. Sarà senz'altro contento coach Sciascia. Alesiani dall'altra parte va dal palleggio, poi Riccardi in allontanamento, tiro molto molto corto. Bungaite non riesce a mantenere vivo Orvieto che può tornare in zona d'attacco, non può però andare fino in fondo. C'è una discrepanza di circa 7 secondi tra il cronometro dei 24 e il cronometro del terzo quarto. Bonasia sul blocco di Gaglio, mano sinistra, l'arresto e il tiro che va a buon fine. Ora anche con un po' di fortuna Bonasia riesce a mandare a referto il canestro del 44-37. Tabellone segnapunti che deve essere aggiornato, viene aggiornato in questo momento. 9 secondi allora per l'ultimo attacco di questo terzo quarto per il CUS che ha già mandato Riccardi a eseguire la rimessa dal fondo, difesa allungata per Orvieto che ovviamente vuole mangiare quanti più secondi possibili all'attacco delle universitarie. Più 7 allora per Orvieto. C'era da asciugare il parquet in precedenza, pausa prolungata della partita, con Riccardi che è sempre lì pronta a ricevere il pallone. Parquet finalmente asciugato dopo questa interminabile pausa. E allora 9 secondi come detto per l'ultimo attacco del CUS. Qui letto bene il passaggio lungo all'indirizzo di Dettori. Allora l'ultimo tiro lo può prendere Orvieto con Brunelli che va dentro in tempo utile, non secondo gli arbitri, però era arrivato il canestro fuori tempo massimo però a giudizio della signora Mignogna di Milano. Allora dopo 30 minuti di gioco davanti c'è ancora Orvieto con il punteggio di 44-37, pausa della partita e anche noi allora ci prendiamo una pausa per qualche spot pubblicitario. Compro quel divano là, c'è il market vicino,
Guarda, sono proprio convinta. Aspetta un attimo. Buongiorno, è in cerca di soluzioni? Prego. Allora, vediamo due belle casette per lui. Una sta in via Genova, l'altra sta in via Campagna. Sono due soluzioni indipendenti. Buona giornata, non affidarti al tuo istinto, ma entra in Tecnoreddit. Dopo aver dato l'impressione di averla accettata. Dall'altra parte Bonasia a lavorare dal palleggio, poi palla dentro subito per la ricezione profonda di Gaglio, che non può ricevere nemmeno in questa circostanza. Ha già recuperato il Cus, dall'altra parte prova a correre Dettori con la mano sinistra, il giro sul perno, costretta a fermarsi, si va fuori da Bungaite, il suo tiro si infrange sul primo ferro, rimbalzo di Brunelli. Riceve poi nuovamente il passaggio da parte di Bonasia, ancora d'altra parte Falanga per Orvieto, giocatrice molto giovane ma direi molto importante all'interno di questa partita, con due triple in momenti chiave del match. Dall'altra parte Brunelli non ha trovato la giusta misura dalla lunga distanza, allora Alesiani può ragionare. Si va dalle parti di Riccardi, Dettori si fa vedere, riceve in questo momento la partenza con la mano sinistra, va dentro con forza, il fallo della difesa è evidente e viene commesso da Greta Brunelli. In questa circostanza dovrebbe essere il terzo fallo della partita, e così per la giocatrice ex San Salvatore, cambio nelle fila del Cus, mentre Brunelli rimane in campo nelle fila di Orvieto. Esce Riccardi, torna sul parquet Jennifer Bertucci per il Cus. Dettori è pronta in lunetta, avrà a disposizione due liberi. 8 minuti e 27 al termine del match, sempre vantaggio Orvieto sul +7, che diventa ora +6 in virtù del canestro realizzato da parte di Angela Dettori. 44-38 il punteggio. Coach Romano va a colloquio con il suo vice. 2-2 per Dettori. Allora -5 Cus, 44-39 il pallone per Falanga, poi Gaglio lontano da canestro, consegnato per Bonasia che non ci pensa due volte, manda per aria il tiro da 3 punti, non trova però altro che il secondo ferro. Alesiani, chiamato lo schema maglia da parte del playmaker del Cus, ancora dal palleggio, l'azione insistita da parte di Alesiani, poi Dettori per Niola. Ancora lo scambio tra Dettori e Niola, prende il tiro da 3, lo manda a segno Angela Dettori, che fa esplodere il palasport di Saduchessa. Attenzione al Cus, ancora sul -2, 44-42. Bonasia dall'altra parte, ottimo lo scarico per Falanga, che cerca il centro dell'area, non trova spazio per andare al tiro, allora si rifugia dalle parti di Brunelli. 8 secondi per il tiro di Orvieto, ancora con Falanga che va dentro con coraggio e anche con ottima mano di tocco quasi il canestro da parte di Falanga, canestro importantissimo ora, mentre è pronto un triplo cambio addirittura da parte di coach Romano. 46-42, +4 Orvieto, mentre c'è un cambio anche per il Cus con Riccardi che sostituisce Dettori. Sul parquet tornano Manzionite, Manfred e Manzotti, sono uscite Gaglio, Brunelli e con il numero 13 Boni, protagonista di un brevissimo ingresso all'interno di questa partita. Eseguita la rimessa da parte del Cus, difesa allungata ancora per Orvieto a 7 minuti e 23 dal termine del match, sempre +4 per le Umbre. Bungaite, il consegnato per Bertucci, poi Alesiani in possesso del pallone, le finte di Alesiani, il suo tiro stoppato però, e allora Manzionite che può lanciare una nuova azione da parte di Orvieto. Bonasia, lo scambio con Manzotti, l'uscita dai blocchi di Falanga e poi Bonasia dall'altra parte non trova lo spazio per il tiro, allora decide di lavorare dal palleggio contro Alesiani, il crossover, la finta, il passo d'incrocio, il tiro che però si infrange solamente sul primo ferro, rimbalzo conquistato da Bungaite. Bungaite che qui riceve il pallone ancora lontano da canestro, attende l'uscita dei blocchi da parte di Bertucci, poi dall'altra parte c'è Alesiani che usufruisce del blocco portatole da Bungaite. Bungaite che le apre un varco nel pitturato, va dentro con buon vantaggio rispetto alla sua avversaria diretta. Alesiani, fallo antisportivo sanzionato alla difesa di Orvieto, e allora ci saranno due liberi, più possesso
per le universitarie. Alesiani è già pronta in lunetta, azione che potrebbe, in caso di totale successo, tra virgolette, regalare addirittura al CUS il vantaggio nella partita. 6 minuti e 29 secondi dal termine. Alesiani in lunetta, come detto, fallo antisportivo, e allora 2 liberi più possesso. Il primo libero di Alesiani trova fortuna, -3 CUS, 43-46, ancora una chance per Alesiani. Passeggia ancora nervosamente coach Federico Sciascia. 2-2 per Alesiani, applaudita dal pubblico del Palacus. E Niola che andrà a eseguire la rimessa dal lato per questo possesso aggiuntivo in favore del CUS. Bonasia va a prendere in consegna Alesiani che ha già chiamato lo schema. Bungaite riceve lontano da canestro, attende l'arrivo di Bertucci, poi prova a smarcarsi Niola dall'altra parte, il pallone in angolo per Riccardi. Bungaite vuole prendere posizione contro Manfrè, che però la disturba e propizia questo recupero di palla da parte di Orvieto. Dall'altra parte Manzotti, Mazionite che si fa soffiare il pallone da Riccardi, allora contropiede del CUS totalmente sprecato. Dall'altra parte sotto canestro è sola Manfrè che si divora un canestro già fatto. Incredibile errore da parte di Manfrè, che poi va a commettere un fallo di pura frustrazione contro Riccardi. Qui va a protestare Manfrè, ancora incredula per l'errore fatto in precedenza. 5 minuti 55 secondi al termine del match, sempre più 2 Orvieto, 46-44 al termine, time out in campo e piccolissima pausa per noi. Riprende il gioco al Palacus, 46-44 il punteggio in favore della Ceprini Orvieto. 5 minuti e 48 secondi al termine del match. Niola, il giro sul perno, prova ad attaccare dal palleggio, Falanga ci riesce, canestro della parità a quota 46, e allora praticamente un supplementare da qui al termine al Palacus. 5 minuti e mezzo, si parte dalla parità, quota 46. Falanga, lo scarico per Manzotti dall'angolo, sfortunata qui Manzotti, rimbalzo controllato da Niola che vuole ora ragionare un pochino, vuole abbassare il ritmo, allora va a servire Alesiani. È pronto un cambio con Brunelli che tornerà presto in campo nelle fila di Orvieto. Alesiani qui non sa bene cosa fare del pallone, Bonasia un passo dall'anticipo su Niola che riesce comunque a mantenere vivo il pallone. Niola qui va però a sparacchiare il pallone all'indirizzo di Manzotti, allora contropiede, 2 contro 2, non riesce a convertire da sotto Manzotti. Manfrè ci prova poi sugli sviluppi, va a subire il fallo della difesa Giorgia Manfrè, che avrà a disposizione dunque 2 liberi dalla lunetta. Pronto il cambio, esce Falanga, torna sul parquet Greta Brunelli nelle fila della Ceprini Orvieto. Manfrè pronta in lunetta per cercare di ridare ossigeno alla Ceprini, ora ripresa dal CUS a quota 46, 4:51 per chiudere il match. Qualche problema fisico intanto per Bertucci nella panchina del CUS Cagliari. Tutto pronto per il primo libero di Manfrè in lunetta, l'ex giocatrice del San Salvatore sbaglia però la prima conclusione. Giorgia Manfrè, giocatrice del 1992, 11,5 punti di media con 5,9 rimbalzi lo scorso anno in Sardegna, ha fatto 0 su 2 ed è un doppio errore che pesa questo per Orvieto, che ora deve difendere forte per scongiurare il sorpasso da parte del CUS. Qui è evidente il fallo da parte di Bonasia su Alesiani, che ancora una volta era stata più veloce di lei con il primo passo. Coach Romano non è d'accordo con questa decisione arbitrale e Alesiani nel frattempo è già pronta in lunetta per cercare di convertire questa chance a cronometro fermo. 4:35 al termine del match. Sorpasso CUS dalla lunetta con Alesiani.
Ancora Alesiani dalla lunetta, 2-2 ed esulta ancora il Palacus, più 2 per le universitarie, 48-46, è ancora un momento di difficoltà all'interno della partita per la Ceprini, sotto di 2 lunghezze. Coach Romano vuole ancora una volta riordinare le idee perché in maniera direi inaspettata a questo punto del match si trova a dover inseguire nel punteggio. A prescindere da come andrà a finire questa partita non si potrà che applaudire al 40esimo al grande cuore del Cus Cagliari, che nonostante la situazione di evidente svantaggio dal punto di vista delle rotazioni sia in termini di quantità che di qualità sta mettendo alla frusta quella che, lo ricordiamo, al pari del Sanga Milano è la terza forza del campionato, 24 punti ricordiamo per la Ceprini, che dopo questa partita tornerà sul parquet amico e dovrà vedersela contro un avversario davvero ostico come la capolista Geas Sesto San Giovanni. Dall'altra parte altro derby per il Cus che andrà a far visita al San Salvatore. Ricordiamo anche il punteggio della partita d'andata con Orvieto, che lo scorso 5 gennaio si impose con il punteggio di 72-52, un rotondo più 20, favorito anche dai 16 punti mandati a referto da Manzotti. Partita che è ripresa, 4:30 ancora da giocare, più 2 Cus in attacco. Orvieto con Brunelli in uscita dai blocchi, secondo ferro, fallo evidente a rimbalzo, a commetterlo è stata Dettori, che per un attimo si è anche aggrappata alla maglia di Manzotti. Rimessa in attacco per Orvieto, terzo fallo, anzi quarto fallo se non ho visto male da parte di Angela Dettori. Rimessa dal fondo per Orvieto con Manfred a eseguire all'indirizzo di Mazionita, poi Bonasia che lavora dal palleggio, accoppiata con Alesiani, tiro da 2 punti preso e sbagliato qui da parte di Brunelli. Tanta sfortuna ora nelle conclusioni, anche ad alta percentuale, anche ben prese da parte di Orvieto. Abbiamo visto sbracciarsi in panchina anche il dirigente Paolo Egidi, che abbiamo sentito prima della palla a 2. Sfortuna nelle conclusioni di Orvieto. Dall'altra parte non è fortunata nemmeno Julita Bungaite, qui Mazionite è costretta a usare anche i gomiti su Niola, che andava a contenderle questo rimbalzo. Bonasia a gestire il possesso offensivo sul blocco da parte di Manfred, si apre Mazionite, l'alto basso qui letto ottimamente da parte di Dettori, che va a intercettare il pallone. Per un attimo pensa al contropiede, poi decide di appoggiarsi all'indirizzo di Alesiani, qui Riccardi che aveva battuto dal palleggio. Manfred non riesce però a trovare il lay-up da sotto. Manzotti, buona la partenza e buono anche lo scarico per Mazionite, che aveva realizzato il fallo, però era avvenuto ben prima del tiro e dovrà accontentarsi dunque di una rimessa, anzi di 2 liberi. Vediamo quella che è la decisione arbitrale. Rimessa per Orvieto a 3 minuti e 19 secondi dal termine, sotto di 2 lunghezze la compagine ombra. Vi ricordiamo che al termine della partita andremo a sentire le interviste andremo a sentire le dichiarazioni a caldo dei protagonisti, dunque rimanete su Directa Sport anche dopo l'immediata conclusione del match. Rimessa in zona d'attacco per Orvieto eseguita da Brunelli, Bonasia per Manzotti che pensa al tiro, lo prende poi in un secondo momento, lo manda però sul secondo ferro, rimbalzo conquistato da Dettori. Riparte l'azione del Cus con Alesiani dal palleggio. Alesiani attende l'arrivo di Bungaite, accoppiata con Manfred. Niola ora contro Brunelli, fa circolare ancora la sfera all'indirizzo di Alesiani, mano sinistra per Alesiani che rischia di perdere il possesso del pallone sulla pressione da parte di Manzotti. Qui Mazionite si prodiga in zona difensiva, riesce a mantenere vivo il pallone. Dall'altra parte Bonasia, il pallone in mezzo alle gambe. 2:40 per chiudere il match, sempre più 2 Cus Cagliari sul 48-46. Bonasia ancora dal palleggio, 9 secondi per il tiro di Orvieto che si deve affrettare, non ha costruito granché la compagine biancorossa. Va dentro Brunelli, disturbata dalla difesa buona ancora una volta da parte di Dettori, e poi dopo l'errore palla persa qui ingenuamente da Bungaite che non trova il passaggio di apertura. Bonasia però ha sbagliato ancora una volta da sotto. La fortuna
in certi frangenti della partita sta accompagnando il Cus, che qui mette anche la tripla frontale con Alesiani, sfruttato in maniera magistrale il sovrannumero. Attenzione allora, sorpresa a Saduchessa davanti a 2 minuti e 7 secondi dal termine. C'è il Cus con il punteggio di 51-46, il parziale ora allungato, il margine di vantaggio allungato da questa tripla frontale mandata a referto da Alesiani, dopo che in precedenza Bonasia aveva sbagliato un incredibile canestro da sotto dopo aver recuperato palla sugli sviluppi di un altrettanto incredibile errore sul passaggio di apertura da parte di Bungaite. 51 per le padrone di casa, 46 per le ospiti a 2 minuti e 7 secondi dalla conclusione del match. Quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A2 femminile, che davvero rischia di aprirsi con una grande sorpresa. E allora il Cus, che cercherà ora di stringere i denti, lo abbiamo detto varie volte nel corso di questa telecronaca, rotazioni molto risicate per coach Federico Sciascia, che cerca di far quadrare i conti in un modo o nell'altro con 7/8 giocatrici a disposizione, al di là poi di quelle che sono le giovanissime del settore giovanile che completano il roster del Cus. Gioco che è ripreso nel frattempo con Bonasia dal palleggio, il blocco di Mazionite, mano destra per Bonasia che va dentro, segna con il fallo Valentina Bonasia, giocata fondamentale per accorciare questo parziale negativo. Valentina Bonasia, così come era stato in chiusura di secondo quarto, va dentro forte, si prende il fallo e va a referto per il potenziale gioco da 3 punti. Valentina Bonasia in lunetta, abbiamo già ricordato le sue cifre: 11,3 punti, 4,8 rimbalzi, 2,8 assist, a segno anche col libero aggiuntivo. Allora meno 2 ora per Orvieto, anzi sì, meno 2, 51-49, fallo su Alesiani. C'è il bonus speso da parte di Orvieto e allora, già pronta in lunetta Federica Alesiani, si deciderà ora il match anche dalla lunetta. 1 minuto e 55 da giocare. Federica Alesiani con 2 liberi importantissimi. Il silenzio del Palacus per favorire la concentrazione di Federica Alesiani. Più 2 Cus, 51-49, che diventa più 3, 52-49. Non trema la mano di Federica Alesiani dalla lunetta. Ancora una chance per lei. 2 su 2 importante ed è glaciale dalla lunetta Federica Alesiani. 53-49 più 4 Cus. Mazionite fa circolare dall'altra parte per Brunelli, si propone ma non riceve Manfred. C'è spazio allora per Bonasia e poi ancora per Mazionite fronte a canestro. Si prende il tiro Manzotti, lo manda a segno. Altro canestro importante, stavolta a realizzarlo è Orvieto con Manzotti. Qui la press che rischia ancora una volta di mettere in difficoltà l'attacco del Cus. Fischio arbitrale. Il signor Bavera di Desio si fa consegnare il pallone perché c'è da andare al tavolo per chiarire qualcosa che non va col cronometro della partita, cronometro qui del Palacus, che segna 1 minuto e 30 secondi al termine, più 2 per la formazione di casa. 53-51. Ora vengono convocati i 2 tecnici che annuiscono e allora si può riprendere a giocare. Il cronometro della partita non è stato modificato, 90 secondi al termine, 1 minuto e mezzo, più 2 Cus, palla in mano, Niola a eseguire la rimessa. Alesiani prova a smarcarsi, diceva invece Riccardi. Alesiani ora servita dall'ex giocatrice di Palermo Bungaite, lontano da canestro, osserva lo smarcamento delle compagne, il backdoor di Niola che può andare dentro e assegnare, anzi si trattava di Alesiani. Canestro molto ben costruito qui dalla Cus Cagliari con il backdoor di Alesiani, che è andata dentro con coraggio a tenere il contatto dall'altra parte. Prova a fare lo stesso Mazionite, che non trova però la conclusione vincente
più 4 Cus, palla in mano, 55-51, siamo entrati nel corso dell'ultimo minuto di questa partita. Riccardi si fa vedere Niola che riceve il pallone, Brunelli va a difendere forte, Alesiani sul blocco di Bungait, cercavano la combinazione dei due per una sorta di pick and roll. 47 secondi ancora sul cronometro, c'è vita per la Ceprini Orvieto che deve però cercare un canestro rapido. Bonasia lascia scorrere il pallone e anche il cronometro, poi cerca di andare dentro la difesa di Alesiani che le ostruisce la via del canestro. Ottima giocata difensiva qui da parte di Alesiani. Niola dall'altra parte con un pallone perso in maniera davvero banale. Brunelli non perdona e permette alla Ceprini di tornare sul -2, 55-53, 23 secondi al termine con questo pallone impazzito che viene controllato poi finalmente per il Cus da Alesiani. 15 secondi ancora, Orvieto che non va a spendere il fallo e fa bene perché il Cus butta via letteralmente il pallone con questo tentativo di ribaltamento che Riccardi non può trattenere tra le mani. Allora 10 secondi al termine per Orvieto che è sotto di 2 lunghezze, 55-53. Vediamo qual è la soluzione scelta da coach Romano. Non ci sono stati time out. Bonasia dal palleggio vuole attaccare Alesiani, va fuori per Manzotti, arresto di tiro da parte di Manzotti, primo ferro, Bonasia sul pallone vagante, finisce qui. Terza vittoria in campionato per il Cus Cagliari che a sorpresa batte la terza forza del campionato, ovvero la Ceprini Orvieto, con il punteggio finale di 55-53. Monumentale prova delle ragazze allenate da coach Federico Sciascia che hanno davvero messo alla frusta una delle formazioni più quotate del campionato di Serie A2 femminile. Abbracci di rito e anche saluti di rito ora al termine della partita. Noi ci andiamo a prendere una piccolissima pausa, ma rimanete su Directa Sport perché saremo sul parquet tra pochissimo, pronti a raccogliere le parole a caldo dei protagonisti. Siamo con Massimo Romano, tecnico della Ceprini Orvieto, per commentare questa sconfitta direi inaspettata sul campo del Cus Cagliari. Quest'oggi avete pagato probabilmente un approccio alla partita non battagliero al punto giusto. Inaspettata ma meritatissima, perché se veniamo su questi campi contro squadre che lottano per non retrocedere, che danno l'anima e siamo così superficiali in certe situazioni e soprattutto difendiamo solo in certe situazioni e soprattutto sbagliamo dei canestri fatti, è normale che è giusto che perdiamo queste partite. È normale che abbiamo pagato sicuramente l'approccio un po' morbido in certe situazioni, abbiamo giocato molto male in attacco perché comunque alla fine in difesa più o meno abbiamo tenuto in certe situazioni, però 53 punti sono sicuramente sotto la nostra media e abbiamo veramente giocato male in attacco, ma sconfitta meritatissima. Sono stati 2 o 3 momenti della partita in cui sembravate in grado di vincerla, di portarla a casa, 7-9 punti anche di vantaggio. In quei momenti lì vi è mancato sempre qualcosa per chiudere, il Cus con orgoglio è stato bravo a tornare in partita. Assolutamente, noi nel terzo quarto, quando eravamo +7, abbiamo avuto 2 o 3 canestri facili che abbiamo sbagliato, l'appoggio di Brunelli sotto canestro, oppure qualche canestro facile in contropiede, i tiri liberi sbagliati che ci hanno penalizzato, però è proprio il gioco in attacco che era poco fluido in questa partita. Brave loro che hanno difeso molto bene, hanno chiuso tutte le nostre penetrazioni e quindi merito al Cus sicuramente. Lo scopo di questa stagione di Orvieto è anche di formare delle giocatrici giovani, allora una sconfitta come questa può davvero insegnare tanto. Ma sicuramente, se questa sconfitta ci insegna a essere un po' più umili e a lavorare meglio insieme, sicuramente potrà essere importante per il futuro, però dobbiamo imparare da questi errori. Grazie mille coach Romano, molto gentile nell'essersi fermato ai nostri microfoni. Ancora una piccolissima pausa, poi avremo qui al nostro fianco coach Federico Sciascia, tecnico del Cus Cagliari, per commentare questa straordinaria vittoria della formazione universitaria. A tra poco. Sono in compagnia di coach Federico Sciascia. Coach, intanto complimenti, questa partita è stato davvero un capolavoro da parte vostra, un capolavoro di orgoglio, ma direi anche di qualità del gioco. Sulle 2 metacampo concedere solo 53 punti a Orvieto in una partita come questa, insomma, non è un segnale da poco. Sì, diciamo che
Abbiamo lavorato tanto per provare a ridurre i canestri che prendiamo normalmente nelle partite e sembra che qualche frutto sia avvenuto e oggi le ragazze sono state molto brave, hanno chiuso ogni situazione possibile degli avversari. Consideriamo, come dicevi tu, che loro sono una delle squadre più forti del campionato, forse il quintetto più forte del campionato a livello di esperienza e a livello di qualità delle giocatrici. Per noi era una partita quasi impossibile, l'abbiamo presa con l'orgoglio delle ragazze e questo a me mi inorgoglisce molto. La vostra rotazione è giocoforza molto corta, mi ha stupito la maniera così chirurgica nel dosare le forze anche all'interno di una partita come questa che richiedeva un grande dispendio dal punto di vista delle energie mentali e direi soprattutto nervose oltre che fisiche. Sì, hai visto bene, provo a dosare il più possibile il minutaggio a tutte comunque elevato, cercando di fare delle rotazioni tra le giocatrici che ho, perché è una panchina corta, una panchina giovane, tra l'altro oggi avevo due ragazze infortunate che non potevano neanche entrare. L'idea è quella di riuscire, programmando, a fare una rotazione dove tutte riescono a riposare. Adesso si può mandare un messaggio anche al San Salvatore in vista del derby della prossima settimana. Il CUS è formazione temibile per tutti, anche per le squadre di alta classifica. Sì, noi adesso pensiamo a noi e oggi il nostro obiettivo, se tu guardi il nostro piano partita, era pensare alle cose che facciamo noi durante la settimana, non tanto agli avversari. Lo faremo anche contro Sarajevo, contro Empoli e quando andremo a Empoli. Noi vogliamo riuscire a mettere in campo le cose per le quali lavoriamo durante la settimana. Grazie mille coach Federico Sciascia, complimenti ancora per questa vittoria. Vi ricordo infatti che il CUS Cagliari a sorpresa ha battuto la Ceprini Orvieto, terza in classifica nel campionato di serie A2 femminile di basket con il punteggio finale di 55-53, una vittoria questa di fondamentale importanza nel cammino salvezza della squadra universitaria. Io intanto ringrazio Andrea Farris che ha curato le immagini e la parte tecnica relativa a questa diretta. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di serata e arrivederci con tutte le prossime produzioni di Directasport.it. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.